Ad accompagnare a piedi la bara di Andrea Canzonieri alla chiesa di Villa Ganzella di Castignero per celebrare il suo funerale c'erano centinaia di persone, soprattutto giovani. A 2 settimane dalla morte del 21enne nel cantiere edile di Sottomarina, schiacciato da una lassa d'acciaio, la procura dopo l'autopsia aveva concesso l'autorizzazione delle esequie. La procura è giusto che si sia preso il suo tempo, perché adesso devono fare tutte le indagini del caso, perché è giusto che ci sia un colpevole, anche se, come ripeto, purtroppo si arriverà a avere un colpevole, ma nessuno darà più indietro a Andrea e alla famiglia, e questo è il nostro dispiacere. Oggi è il momento del dolore e della tristezza. Non verrai mai dimenticato, anzi crescerai in ognuno di noi e la tua vita continuerà con noi. Ancora non ci sembra possibile, ma questa è l'ultima volta che te lo diremo. Ciao Canzo, alla prossima. Ti vogliamo bene, i tuoi amici. Tanta la commozione dei presenti che hanno voluto esprimere il sostegno alla mamma e alle sorelle con cui Andrea viveva. Per lui il lavoro rappresentava soprattutto sostegno alla famiglia. Un esempio per tanti ragazzi è stato ricordato nei discorsi ufficiali. Sulla bara l'abbraccio dell'Anerossi Vicenza con una maglia autografata dai giocatori, l'ultimo omaggio della società biancorossa ad un tifoso speciale dopo l'abbraccio della Curva Sud del Menti nel derby con l'Arzignano domenica scorsa. Su tutti campeggiava lo striscione con la scritta «Ciao Andrea». Andrea era buono, volenteroso, umile, altruista, sportivo, sorridente. Ha fatto l'animatore nei centri estivi, si faceva ben volere da tutti, aveva tanti progetti in testa e cercava un futuro migliore. Si è impegnato molto nel lavoro per essere di sostegno alla sua famiglia. Grazie per essere stata la persona incredibile che hai. Mi manchi più di quanto avessi mai pensato fosse possibile. Ci rivedremo, amico mio. Fino a quel giorno ti terrò sempre nel cuore.